Una sospensione e non una resa. Il Veneto intende riprendere al più presto la plasmaferesi per ripulire il sangue delle persone che hanno convissuto per decenni con la presenza di FAS. È l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto a rompere gli indugi e a precisare che nel rispetto del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità il protocollo avviato già su 200 persone, scelte tra quelle che riscontravano i valori più elevati di FAS nel sangue, verrà ripreso al più presto. I risultati ottenuti in questo modo sono eloquenti. La plasmaferesi funziona e viene utilizzata da decenni dai donatori di sangue e quindi è provato che non provoca alcun danno alla persona. Non appena sarà definito il protocollo operativo con l'Istituto Superiore di Sanità, quindi si riparte, spiega l'assessore, precisando anche con orgoglio che il Veneto, nonostante la presenza di FAS sia stata riscontrata anche in altre regioni, dalla Toscana, nel distretto della Concia, alla Lombardia e al Piemonte, è l'unica regione a aver dato risposte concrete al problema, varando una delibera che in assenza di iniziative dello Stato fissa limiti bassissimi per la presenza nell'acqua potabile e avviando una campagna epidemiologica che sta coinvolgendo 500.000 persone. Faremo di tutto, insiste Coletto, per curare tutte le persone che per 40 anni hanno ingerito FAS senza badare a spese. Alla querelle con il Ministero replica spiegando che la Regione si è semplicemente sostituita con orgoglio alle troppe carenze dei Ministeri della Salute e dell'Ambiente in materia. E intanto anche Miteni si difende dalle accuse di presenza di FAS nei fanghi inviati alle discariche. I fanghi di Miteni non contengono FAS, spiegano dall'azienda di Trissino, e peraltro non vengono più nemmeno inviati alle discariche ma bruciati. Le analisi dei fanghi realizzate da soggetti terzi e certificate dimostrano l'efficienza dei processi di filtraggio, spiega un comunicato, e quindi non ci può essere alcuna relazione tra la presenza di fanghi con i FAS in discariche o altrove, replica Miteni, che appunto ha interrotto l'invio in discarica di fanghi anche se privi di FAS, evidenziando che le fonti inquinanti sono molteplici. Dato questo, su cui si trova concorde anche l'assessore Coletto. I FAS, spiega, servono a impermeabilizzare gli indumenti, sono presenti nelle schiume degli autolavaggi antincendio, sulle carte da forno per gli alimenti e sui cellulari. Questa sostanza, commenta amaramente, purtroppo però non è mai stata classificata sotto il profilo della pericolosità e il Ministero della Salute non ha mai voluto prendere posizione, mentre quello dell'Ambiente, commenta, è rimasto alla finestra.